Eder, Mech, Pallister. Silvia, le ultime indiscrezioni stanno cambiando radicalmente le cose. Questo l'abbiamo detto dall'inizio che non era suicidio, però comunque aspettiamo la relazione scritta della dottoressa Cattaneo, non possiamo, cioè non è una vittoria, è questo, che sia ben chiaro. Questa non è 1-0 per noi. Le indiscrezioni vanno verso quello che abbiamo sempre detto, che non si è suicidata. Questo è, però non è una vittoria, capite? Noi non abbiamo fatto tutto questo perché qualcuno ci dicesse bene, bravi bis. Noi volevamo la verità e in 3 anni piano piano ci siamo riusciti, ma non è tutto merito nostro, anzi non è per niente merito nostro, è per merito dei nostri avvocati, dei nostri periti, di chi ci ha lavorato, di chi ci ha creduto e di chi ha creduto anche in noi. Noi quando abbiamo letto la prima perizia abbiamo capito che qualcosa non andava perché appunto i vestiti erano puliti, le scarpe erano pulite. Mancano totalmente impronte digitali anche sui sacchi neri ed è difficile aprire dei sacchi neri senza lasciarne. Ho un sacchetto perché visto che non ci sono impronte di Liliana nel sacchetto che si è infilata alle gambe e ai piedi, vi faccio vedere che solo per aprirla lo devo maneggiare per fuori. Prima lo apriamo, ci sono i sacchetti che sono arrotolati, questo è piegato. Per forza di cose devo aprirlo, maneggiarlo, devo stendere perché questo è bello grande. Poi lo devo aprire. Ovvio. Ti devo mettere le mani dentro. Sebastiano però dice che vi state inventando tutto. Ma guarda, ormai non ci faccio più neanche caso perché quello che dici di Claudio che vuole le prove. Allora noi vogliamo le prove di cosa ha fatto quella mattina, perché c'è qualcosa che sta venendo fuori, qualcosa che non va. E poi quando parla del suo dolore e il nostro, perché non ha fatto niente prima? Adesso vuole fare che cosa vuole fare adesso? Dare di nuovo addosso a Claudio? Ma che lo faccia, nessuno di noi ha niente da nascondere. E quando si accusa qualcuno, di solito è l'incontrario, a mio parere. E comunque lo si vede in giro, lo si vede in Austria, l'ho incontrato io in Slovenia che mangiava e beveva e non mi sembrava troppo addolorato e neanche preoccupato. Dal primo giorno lui ha fatto la sua vita comunque. È giusto così, però io come marito vorrei prima sapere cosa è successo a mia moglie. Dopo posso anche ridere, scherzare e ubriacarmi. Sebastiano ultimamente è molto preoccupato perché a quanto pare avrebbe di nuovo difficoltà economiche nonostante la pensione di Liliana e qualche tempo fa ha subito dal suo conto postale un furto di 7.000 euro. Non si è ancora capito né come né perché. A chi è rimasto indignato per i commenti di Caterina Collovati nella puntata di Storie Italiane di giovedì, posso dire che Gabriella e Silvia l'hanno ben sistemata. Inoltre, per chi si lamenta ancora delle ingiurie che Castellano rivolge a Sterpin, anche lì Sterpin ovviamente ha preso le sue contromisure. Naturalmente c'è da dire che in Italia spesso le contromisure legali servono a poco. Adesso andiamo a Rimini, dove la procura finalmente ha chiesto l'incidente probatorio. Il condomino, che si è riconosciuto nelle immagini della telecamera della farmacia delle 22:17, passerà nuovamente sotto questa telecamera e finalmente capiremo se è lui o non è lui. Valeria dovrebbe essere contenta di ciò. Ne sono contenta, era ora. Questo nuovo esperimento potrebbe portare la verità? Sì, sono convinta che non sia mio marito. E tu dove sarai durante questo esperimento giudiziale? A fumarmi una sigaretta sul balcone, con vista sull'esperimento. Ti senti ancora a Venezia? Serenissima, come Venezia. Non ho niente da dire, mi dispiace. Se volete parlare, parlate con il mio avvocato. A Manuela tornerà presto la parola perché lei e il fratello Loris saranno a giorni risentiti dalla procura di Rimini. E in questa mappa intanto potete vedere la nuova idea di uscita di Luis secondo la procura. Il viaggio rosso rappresenterebbe l'andata ai cassonetti e il blu il ritorno. Quindi la procura studia ancora un eventuale percorso che possa avere compiuto Luis quella sera, ma intanto lui aspetta che si decida quale sia il percorso giusto dietro le sbarre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.